Seconda corsa dal Savio, un handicap sulla breve, cioè sul miglio, con 13 cavalli al via, start al completo. Valbadia Jet, Tomè dei Greppi, Vittoria Caff, Rasputin Font, Turbo Bye Bye, Ultimo Sogno, Sirio Trio, Urla del Vento, Tai2R e Nikos, mentre a 20 metri corrono Victoria Best, Tilde Mati, Uranio MDM. Favori netti in chiusura di gioco per Turbo Bye Bye, Gianni Riccio, numero 5 dello schieramento, sotto la pari, mentre le alternative principali sono per la scuderia Vittoria Caff Tai2R e per Valbadia Jet. Vediamo se è buono il primo segnale. Pronti? 1, 2, 3. È buono sì il primo segnale, vediamo la rottura subito di Nikos mentre si lancia in avanti. Numero 3 Vittoria Rasputin Caff, Font nei confronti di Turbo Bye Bye che 10, si accoda in Nikos, seconda posizione, sopravanzando Tomè dei Greppi. Poi in quarta posizione c'è Sirio Trio, via via tutti gli altri in fila indiana con Rasputin Font che completa in 14,9 i primi 200 con partenza da fermo e continua di buona lena. Tutti in fila indiana praticamente, tranne in coda dove c'è un cavallo che si sta industriando all'esterno, ma è a una cinquantina di metri dalla testa. Intanto 29,3, ritmo davvero molto sostenuto in questa prima parte della gara. Rasputin Font, Turbo Bye Bye e Tomè dei Greppi all'avanguardia. In quarta posizione c'è Sirio Trio che cerca di recuperare il gap dei primi Ultimo tre. Sogno squalificato. Intanto la squalifica per Ultimo Sogno. Siamo ora al passaggio davanti alle tribune. In quinta posizione figura ora all'esterno Urla del Vento che ha superato Tai2R. Intanto 59,1, il ritmo che si mantiene ancora decisamente sollecito. Durissima per i cavalli penalizzati, il chilometro in 1,14,1 e sempre Rasputin Font a condurre su Turbo Bye Bye e Tomè dei Greppi. Sirio Trio in quarta posizione, superato parzialmente da Urla del Vento. Siamo ora al paletto dei 400 finali con Rasputin Font leader. In seconda posizione c'è il favorito Turbo Bye Bye che ora sposta all'esterno con decisione, seguito nell'azione da Tomè dei Greppi che va in terza ruota. Poi più indietro si impegna anche Urla del Vento al lato di Sirio Trio, completamente dalla piegata, ingresso in retta d'arrivo. Lo sprint di Turbo Bye Bye che si lancia su Rasputin Font, centropista anche Tomè dei Greppi. Finale con Turbo Bye Bye attaccato da Tomè dei Greppi che nel finale passa e vince. Tomè dei Greppi su Turbo Bye Bye, mentre per il terzo andiamo a rivedere le immagini. La vittoria è sicuramente questa volta per Tomè dei Greppi e Marco Basile, la quota di 21,87 per l'allievo di Cesare Ferranti. Andiamo a rivedere Turbo Bye Bye in vantaggio a 50 dalla conclusione, ma Tomè dei Greppi non perdona con uno spunto secco e ficcante, lo piega nel finale. Qui non c'è ombra di dubbio, vince il numero 2 Tomè dei Greppi nei confronti del numero 5 Turbo Bye Bye. Per il terzo invece vedete all'interno sbuca forse si tratta di Tai2R, ma andiamo a rivedere le immagini. Sì, dovrebbe essere Tai2R che ha ragione degli avversari e conquista il terzo posto a fil di palo. Vittoria dunque a grossa quota, 21,87 per Tomè dei Greppi. Marco Basile, 21,87 la quota al totalizzatore.